humanities sono le cosiddette non technical skills, le competenze trasversali o soft o invisible, come vengono chiamate. Io amo chiamarle le competenze reali, sono competenze relazionali, emotive, comunicative, ma anche organizzative e analitiche. L'intelligenza emotiva riusciamo in realtà a metterla in atto con la tecnica. Sembra un ossimoro, ma è davvero così. Noi con la costante applicazione di queste soft skills o competenze non tecniche riusciamo a ricostruire quella sorta di divisa, di uniforme comunicativa, relazionale ed emotiva che possiamo chiamare assertività. Che abbiamo innata per certi versi, sì, per altri invece abbiamo più un atteggiamento nel comunicare in maniera spontanea e non impostata. Ecco, quello che vorrei far capire ai ragazzi è che l'intelligenza emotiva non è una maschera che indossiamo quando lavoriamo, è quella parte di noi che sa gestire le proprie emozioni, gestire le relazioni in maniera sociale e professionale.